Ed è quasi tutto pronto per lo Sì. show cooking, si inizia. Si inizia, non vediamo l'ora. Cosa prepareremo? Io preparo un tortello col suro e il suo fondo e Nino E invece invece cosa io prepara? preparerò un lievitato, quindi un antipasto un po' più sfizioso che richiama il lobster roll, ma ovviamente senza l'astice, e quindi con un pesce da nostri mari, ovvero userò anch'io un pesce azzurro, il suro, e poi andremo con uno sgombro che è un lanzardo, uno sgombrocchione tipico di questa stagione dei nostri mari, che è anche un piatto del nostro ristorante, e qui lo riproporrò in una veste un po' più esclusiva. L'obiettivo è valorizzare il pesce meno conosciuto oggi. Certo, chiaro, perché così non si sfrutta soltanto le specie come il tonno, il pesce spada, quindi sfruttiamo un pesce che è locale come il suro e diciamo, abbiamo riscontrato degli ottimi risultati. Qual è il periodo ideale per gustare questo pesce? Allora, ovviamente anche il mare ha la sua stagionalità. Il pesce azzurro è tipico ovviamente di questa stagione, quindi noi cerchiamo di approfittarlo e di renderlo protagonista. Cosa possiamo dire a chi ci sta seguendo? Che messaggio vuole lanciare da Santo Stefano di Camastra? Allora, intanto di andare nei banchi di pesce e cercare il suro o le boghe, le acciughe, le sarde, il capone, piuttosto che specie già molto diciamo, utilizzate, perché comunque hanno un gusto molto intenso, particolare, sono ottimi, fanno bene alla salute, hanno dei valori nutrizionali interessanti e non sfruttare appunto le specie come il tonno e il pesce spada. Dà la possibilità appunto al mare di riprodursi con varietà diverse e migliori se è il caso. Tuteliamo il mare siciliano e portiamo Sì. anche avanti la tradizione, perché molte ricette con il pesce Infatti. azzurro sono quelle della tradizione siciliana. Sì, sono piatti della tradizione, piatti che adesso si sono un po' dimenticati. Ultimamente noi stiamo facendo un lavoro al ristorante di riscoprire quello che sono i piatti che al tempo stesso oggigiorno, anche data dalla scarsa disponibilità, non possiamo realizzare. Quindi cerchiamo di ritornare un po' al passato, attuandolo ovviamente con le nostre conoscenze e con una cucina più contemporanea e più innovativa.